con Tommaso Razzolini, assessore al turismo di Valdobbiadene. Oggi la prima domenica di Avvento e con il mercatino di Natale si aprono le festività di Valdobbiadene. Sì, qui a Valdobbiadene oggi 2 dicembre si aprono le festività qui in Villa dei Cedri, tante iniziative, un merito va alla Proloco di Valdobbiadene, alla Proloco di Bigolino, tutte le associazioni presenti, le bancarelle, all'assessore Martina Bertelle che anche lei appunto con le sue iniziative ha promosso il mercatino del libro e anche altre attività qui in Villa dei Cedri. Fra un po' verrà anche preparato il presepe di Maurizio Ruggero, presepe appunto artistico che ormai è da tradizione qui in Villa dei Cedri, che va a ripercorrere tutto il paesaggio del comune di Valdobbiadene, ma non solo, insomma è sicuramente da visitare. Noi siamo attivi, oggi qui c'è anche tanta gente, il mercatino è veramente bello, è stato preparato bene da tutti i volontari e quindi a loro va veramente un grazie per l'impegno e il sostegno per il nostro comune. Con Alessandro Tonella, presidente della Proloco di Valdobbiadene, un bilancio di questa seconda edizione del mercatino di Natale in Villa dei Cedri. Un bilancio più che positivo, una buona affluenza di pubblico. Qui in Villa dei Cedri oggi a Valdobbiadene abbiamo portato molti eventi oggi insieme alle bancherelle degli hobbisti e delle associazioni di volontariato di Valdobbiadene. Abbiamo portato anche degli intrattenimenti per le famiglie e soprattutto per i bambini. C'è Babbo Natale, adesso stanno cantando il mini coro Nuovi Orizzonti, i bambini di questo coro. Prima c'è stato il concerto degli Amici della Musica, associazione che fa una scuola di musica. E dopo di questa ci sarà anche la presentazione del libro di Danilo Stramare, Dolci in Montagne. Più tardi anche la premiazione del concorso pittorico Dentro il paesaggio. Abbiamo collaborato in questa manifestazione, quindi i ringraziamenti vanno oltre che agli sponsor dell'amministrazione comunale anche alla Proloco di Bigolino, che è stata fondamentale per la realizzazione di questo evento, e agli alpini della sezione di Valdobbiadene. Con Valentino Baron, presidente ANA Valdobbiadene, l'iniziativa di oggi ha anche un risvolto solidale. Parte del ricavato viene devoluto alla Croce del Cesena. Sì, a parte gli eventi che sono venuti un mese fa, abbiamo deciso per questo evento dare un contributo, il ricavato di questa giornata di mercatini per il restauro della Croce del Cesena, che è una croce che ci onora noi alpini, perché ogni anno facciamo una festa sulla messa per onorare i caduti e anche per il simbolo del paese qui di Valdobbiadene.